Celebrata a Nela la giornata del ringraziamento di Coldiretti a conclusione della stagione agricola, un'annata positiva nonostante il meteo secondo gli agricoltori. Pomeriggio di sensibilizzazione nella casa di detenzione di Chiavari contro la violenza sulle donne. Ai detenuti è stato proposto un recital con letture di brani e canzoni. Per la Ailex alle porte un periodo di transizione possibile nel 2019 la cassa integrazione in attesa delle nuove commesse per le quali l'azienda si è mossa subito dopo la fine del concordato. Spettacolare rimozione delle barche spiaggiate sulla passeggiata a mare di Rapallo dopo la mareggiata. Via terra il trasferimento dei natanti. A Nela cerimonia di premiazione del concorso Mieli dei Parchi di Liguria. Sono circa 1700 i produttori liguri. Toti a Lavagna annuncia l'impegno a semplificare le procedure per i balneari. Dal governo arrivati 6,5 milioni di euro per le somme urgenze. Ora si aspettano i 200 milioni promessi. Vertice dei sindaci sul tunnel della Fontana Buona. L'obiettivo è di arrivare ad un incontro con la Regione e poi con il Ministero delle Infrastrutture. Competenza, cura della propria immagine social, forza di volontà ed entusiasmo. Le richieste delle aziende ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Messa in ginocchio dalla mareggiata, la società di maricoltura Acqua di Lavagna prova a ripartire oltre 3,2 milioni di euro di danni. 15 istituti del Levante al Salone dell'Orientamento organizzato a Chiavari, la scelta della scuola superiore al centro del futuro di ragazzi e famiglie. Chiuso il termine di presentazione delle domande di risarcimento per il maltempo, in Liguria oltre 200 milioni di danni solo per la parte pubblica. Al lavoro il pontone per ripristinare parte della provinciale 227 tra Portofino e Santa Margherita Ligure, obiettivo entro Natale ripristinare la viabilità per i bus navetta. Smantellata dai carabinieri di Chiavari una rete di spacciatori operanti nel Tiguglio, preoccupa il ritorno dell'eroina. Il comandante della compagnia di Chiavari invita a non sottovalutare il problema. Un saluto a tutti, ben trovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tiguglio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, andiamo a Ne dove si è celebrata la giornata del ringraziamento di Coldiretti, un momento per fare il bilancio della stagione che secondo gli agricoltori è stata positiva nonostante il meteo. E parleremo poi dell'iniziativa che è stata messa in campo all'interno del carcere di Chiavari, un pomeriggio di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Vediamo i servizi. Giornata del ringraziamento in una comunità della Val Graveglia. Come è nata questa scelta? Ma la scelta della celebrazione della festa del ringraziamento comunque ha origini molto antiche, nel senso che storicamente questo è il periodo in cui venivano chiusi i contratti agrari, veniva considerata la fine dell'annata agricola, dove si ringraziava per la stagione, per il raccolto, per come era andato la stagione e ci si predisponeva a preparare la nuova annata agricola. Viene fatta a rotazione su tutte le nostre sezioni locali in modo da andare sempre sul territorio a verificare quali sono eventualmente le problematiche o le criticità dei nostri soci. Come è andata quest'annata? Ma è stata un'annata molto positiva anche dal punto di vista della campagna olivicola che adesso è nel pieno, a parte i problemi causati dal meteo, dal vento, cosa possiamo ritenerci soddisfatti. Abbiamo visto una ricchezza di doni durante l'offertorio, c'era la peculiarità di ogni singola sezione? Più che di ogni singola sezione, di ogni valle che compone il nostro territorio. Io coltivo lo zafferano e poi l'apicoltura, la zootecnia con le capre e i maiali incinta senese, tutto allo stato brado. Lo zafferano diciamo che è un'idea che ci è venuta a me e mia moglie, visto che avevamo dei vigneti concessi anche da certi vicini di casa da recuperare, per ridare valore al territorio ligure, diciamo. Io faccio olio di oliva, uva da vino e poi prodotti orticoli che vendiamo poi al mercatino già conscienti in estate, e poi faccio marmellate, trasformo marmellate con quello che riesco a trasformare di verdura, sott'olio eccetera. Se tu dovessi invitare un giovane ad avvicinarsi a questo mondo, che cosa potresti dire?
Che ci vuole tanta passione, deve farlo per passione, non si può fare per reddito perché non è quello che funziona, ci deve essere la passione per questo lavoro, allora forse si riesce poi a ottenere qualcosa. Coltivo un po' di tutto, perché poco di tutto ma ci abbiamo di tutto, di conseguenza più tanto ci abbiamo uva e olive. E quest'anno è stata un'annata molto abbondante, ma il tempo non ci ha aiutato. Dobbiamo ringraziare sempre perché è andata bene così. Il senso è questo, noi mettiamo in opera delle attività per conservare la cellula primaria della società civile, che è quella della famiglia. Ospitiamo qui in detenzione dei detenuti che hanno dei fine pena definitivi e le nostre iniziative a favore della famiglia riguardano sicuramente i bambini e le loro compagne e le loro mogli. Ci è piaciuto molto raccogliere l'invito del capo dipartimento per significare anche all'interno del carcere che ricordare appunto la giornata contro la violenza sulle donne, per significare soprattutto ai nostri detenuti la cura e l'attenzione che le loro compagne hanno nei loro confronti, venendoli a trovare e sostanzialmente poi aspettandoli e facendo crescere i loro bambini. Ovviamente qui dentro non ci sono persone che stanno scontando una pena per reati contro le donne, contro la famiglia. Questo non significa però che non si debba significare, ecco, il senso profondo di questa giornata. Abbiamo preparato una recital di poesie dedicate alle donne, quindi sono come le donne, diciamo, si propongono, come gli uomini anche vedono le donne, e anche poesie di amore tra un uomo e una donna. Ci sembrava, ecco, di non andare proprio a toccare l'elemento, diciamo, della violenza, perché sembrava eccessivo. Quindi un'educazione al bello, una sensibilizzazione al bello, alla bellezza come antidoto contro la bruttura della violenza. Quando si tocca quel punto dentro di noi che si chiama bellezza, poi abbiamo sempre bisogno di nutrirlo. I temi del lavoro adesso, assemblea dei lavoratori in fabbrica, la Ailex si è fatto il punto della situazione sui carichi di lavoro, dovrebbero arrivare nuove commesse, ma intanto nel 2019 è possibile la cassa integrazione per un vuoto provocato dal concordato che si è concluso negli anni scorsi. E poi a Rapallo prosegue la rimozione delle barche dal lungomare, barche spiaggiate a causa della mareggiata che vengono rimosse attraverso l'utilizzo di una gru. Siamo andati a vedere. In attesa dell'arrivo delle nuove commesse c'è da affrontare un periodo di transizione che non è legato all'attuale proprietà ma arriva dal concordato fallimentare. Come verrà affrontato? L'azienda che intenzioni ha? Beh, è evidente che sarà un periodo piuttosto lungo e difficile che dovremo affrontare insieme ai lavoratori con l'utilizzo anche probabilmente degli ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione. È chiaro però che questo non dipende dall'attuale dirigenza, dall'attuale multinazionale che ha assorbito l'Ames, ma degli errori che sono stati fatti in passato. L'azienda adesso è molto più forte, ha capacità di investimento e quindi con delle linee di azione di prospettiva noi pensiamo di poter superare bene un momento che dovremo affrontare difficile, superarlo con l'acquisizione di nuove commesse per ripartire nel 2020 con delle condizioni di mercato che possono rilanciare e far capire veramente bene che l'Ailex è un'eccellenza del nostro territorio e del panorama italiano. Che contatti ha avviato l'azienda? Allora, ha avviato contatti ovviamente con Fiat, perché ovviamente Fiat essendo sul territorio, noi essendo sul territorio, cioè italiano, è sicuramente la partner più accreditata. Poi ci hanno parlato ad esempio di Dyson che è vero che fa aspirapolvere, ma sembra che sia buttato con un investimento massiccio, si parla di circa 2 miliardi di sterline sullo sviluppo di 2 macchine che andranno in produzione, appunto, come dicevo, tra parecchio, però anche lì siamo un'acquisizione già fatta. E poi hanno contatti con Peugeot che adesso ha acquisito Opel, cioè contatti ne hanno tanto.
carne su fuoco ce n'è tanta, vediamo poi cosa si concretizzerà. Si è conclusa positivamente il recupero del primo dei natanti arenati davanti all'hotel Rosa Bianca a Rapallo, spiaggiati dalla mareggiata di fine ottobre. Intanto tecnicamente come sono state condotte queste operazioni? Tecnicamente abbiamo, come avete visto, una ditta incaricata da parte dell'armatore dell'unità, in questo caso parliamo dell'Elsi, l'unità da diporto che è stata appena posizionata sopra appunto il semirimorchio. È un'attività molto complessa, come avete visto, ha previsto una fase preliminare di preparazione, soprattutto dovuta alla necessità di eliminare il carburante presente a bordo, perché nella realizzazione di queste attività di recupero è sempre fondamentale tenere in debita considerazione l'aspetto prettamente ambientale. Quindi, siccome c'è la possibilità che durante la rimozione dello stesso ci siano dei danni, delle lesioni alle casse che contengono il carburante, un'operazione preliminare è quella della rimozione del carburante presente a bordo. Dopodiché, come avete visto, è stata imbragata con delle apposite fasce e con grande attenzione è stato possibile far sì che anche in spazi piuttosto ristretti l'unità potesse essere poi adagiata in sicurezza a bordo del semirimorchio. E ora si sposterà qua in un'area sempre all'interno dell'area operativa appositamente individuata per poi essere trasferita via terra per la destinazione finale, insomma. E il trasferimento avverrà in orario notturno? Presumibilmente sì, in questo momento però la priorità è quella di procedere con l'ulteriore rimozione delle altre 2 unità presenti qui nella stessa zona e dopodiché ci sarà un'attività successiva che è quella di coordinamento con la competente prefettura e polizia stradale, perché si tratta appunto di trasporti eccezionali e quindi devono essere giustamente seguite le procedure previste dal dispositivo ad hoc creato per questo tipo di attività. Quindi prima la rimozione di 3 imbarcazioni e successivamente il trasporto. Esatto. Quindi non dovrebbe succedere già stanotte, ma presumibilmente domani a questo punto. Esatto. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni che vengono impartite per il trasporto su strada, perché poi, come vedete, è un'operazione complessa, no? Abbiamo mare, terra, nel senso che abbiamo prima la bonifica del relitto, il posizionamento sul mezzo che poi provvederà al trasporto e poi il trasporto via terra, e quindi anche questo tipo di trasporto deve essere effettuato in sicurezza. Sono circa 1700 i produttori di miele in Liguria, a loro è dedicato il concorso che quest'anno è stato ospitato dal Parco dell'Aveto. La cerimonia di premiazione si è svolta. Siamo andati a vedere. Il mondo delle api è una realtà sommersa e importante della regione Liguria. Sono circa 1700 gli apicoltori che si dedicano a questa attività, che racchiude in sé un aspetto produttivo e al tempo stesso un equilibrio biologico attraverso l'impollinazione. A sostegno di questo sistema esistono dei finanziamenti regionali volti ad incentivare il settore. Ci sono questi finanziamenti che consentono all'apicoltore di acquistare attrezzature tipo arnie, comprare le api che sono il motore della propria azienda, comprare attrezzature per lavorare meglio. Altri finanziamenti sono dedicati alla formazione e all'informazione degli apicoltori. Come tutte le attività agricole, l'apicoltura è soggetta agli eventi climatici in continua evoluzione. Il problema della siccità a fine estate significa che le api non possono fare la covata che diventerà le api invernali, quelle che devono durare più mesi. Quindi se c'è siccità, se c'è il deserto, non ci sono alberi, non ci sono fiori da bottinare, e di cosa si nutrono le api, come fanno a nutrire la covata. E lo stesso questa primavera c'è stata una gelata a inizio marzo e anche lì abbiamo rischiato. Dal 2015 in Liguria è stato avviato il progetto Life Stop Vespa per osteggiare l'avanzata della vespa velutina, calabrone asiatico che si nutre di api. Il progetto, finanziato dalla Comunità Europea, giungerà a compimento nel luglio 2019 e mira a contenere la proliferazione della vespa attraverso l'utilizzo di un radar armonico. Il radar armonico è uno strumento innovativo sviluppato dal Politecnico di Torino e serve per seguire il volo dei calabroni dall'apiario ai nidi, per poi quindi individuare la posizione dei nidi e poterli rimuovere prima della riproduzione della specie. A fronte di tutte le difficoltà, gli apicoltori che portano avanti questo segmento di agricoltura sono mossi da un unico motore, la passione. È un mondo incredibile, ogni giorno impari sempre qualcosa. Ti serve parecchia curiosità perché
per capire appunto come si comporta l'ape, perché l'ape è un animale incredibile e quindi di fatto ti insegna proprio a comportarti di fatto. Bisogna che i valori di base, quelli di fondo, eccetera, ci siano ancora tutti. Se è destinato solo alla produzione, costi quel che costi, perde qualcosa, sia in favolismo ma anche in pratica. Parliamo adesso della mareggiata. Si è svolto a Lavagna l'incontro tra i sindaci del Tigullio e il presidente della regione Liguria. Parleremo poi del tunnel della Fontana Buona. Il punto è stato fatto dai sindaci del territorio che mirano adesso ad incontrare la regione e poi il ministero per portare avanti la realizzazione di quest'opera. E poi per quanto riguarda il lavoro, un'iniziativa organizzata da Confindustria che ha coinvolto gli studenti delle superiori a cui sono stati dati consigli per chi vuole proseguire il proprio percorso di studi oppure il ricercare una nuova occupazione. Vediamo. Com'è la situazione lungo Cavi? La situazione è abbastanza seria, devo dire. Ci sono diverse strutture seriamente danneggiate, abbiamo danni che superano il 1,5 milioni di euro e è una mareggiata che abbiamo affrontato che è stata devastante, è stata un evento straordinario che era almeno 30-40 anni che non si vedeva. Dove sono stati i danni maggiori? La parte mare, chiaramente. Noi abbiamo avuto due tipi di danni, come tutti d'altronde, quelli pubblici che si stimano su circa 100.000 euro più 500.000 dei famosi pennelli che hanno impedito la difesa della sponda e poi ci sono i danni dei privati che si attestano sui 100.000 euro, sempre poco rispetto a quello dei colleghi sindaci vicini. Diversa cosa sono tutte le realtà imprenditoriali che hanno un'attività che gravita intorno agli interessi del mare e quelli sono stati davvero fortemente colpiti con una somma complessiva di circa 1.700.000 euro. C'è un problema di tempi e per questo stiamo lavorando per ottenere tutte le semplificazioni, non solo quelle previste in ordinanza di protezione civile che sono molte, ma anche quelle che consentiranno ai balneari di poter operare rapidamente senza perdersi in bolli e cavilli. Dall'altra parte c'è un tema di risorse, ci aspettiamo dal governo investimenti promessi, 200 milioni subito come protezione civile e 450 milioni almeno in finanziaria, dove ieri è passato un emendamento importante che potrà essere utilizzato anche per recuperare questi danni. C'è una valutazione di poter, consentire di ampliare la concessione in questo momento in capo ai concessionari sulla capacità di investimento per ripristinare le strutture, anche perché noi non dobbiamo mai dimenticarci che perdere 6 mesi ora in Liguria evidentemente vuol dire perdere un anno di attività e per il nostro PIL non ce lo possiamo permettere. È in discussione, speriamo che il governo da questo punto di vista voglia aprire al dialogo. Che cosa avete deciso di fare per il futuro del tunnel della Fontana Buona? Chiederemo un incontro a Bucci e Toti congiuntamente, magari anche all'assessore Giampedrone, che vede i 12 sindaci della Fontana Buona portare sul tavolo la richiesta del tunnel per poi fissare un appuntamento con il ministro delle infrastrutture Toninelli e lì sarà il passo cruciale per capire se l'opera verrà finanziata o meno. Perché è importante il tunnel della Fontana Buona? Possiamo ricordarlo? Sono 3 le motivazioni principali. Una, evidentemente, per liberare da questa asfissia un territorio che era considerato il nord-est della Liguria e quindi è necessario per la Fontana Buona. 2, è necessario per mettere in collegamento un territorio molto più ampio. Con un tunnel di questo genere si va dai 1800 metri di un resort quale quello di Santo Stefano d'Aveto fino alla piazzetta di Portofino. Quindi sarebbe in grado di dare un efficientamento al sistema turistico di livello veramente alto. Terzo, abbiamo toccato con mano come il crollo del ponte Morandi, voglia dire che il nodo di Genova va bypassato. Una struttura di questo tipo permetterebbe, per chi vuole dirigersi da Ventimiglia a Livorno, da Livorno a Ventimiglia, di andare sulla 12, uscire sulla 225 e poi rimettersi a Busalla. Quindi una soluzione di sistema. Ora c'è un problema che riguarda la situazione della provinciale 225 e in questo senso come solleciterete ANAS? Nel frattempo che aspettiamo questa grande opera, che però costa 250-300 milioni, in grado di risollevare le sorti della Fontana Buona e della costa dell'entroterra, abbiamo necessità di una statale 225 più funzionale, più funzionante, più efficiente.
Per questo ci rivolgeremo ad ANAS chiedendo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla 225. Sono già in corso, altri ne sono previsti, altri ancora saranno necessari. Quanto è importante dare a questi ragazzi una prospettiva di futuro, sapere dove andare? È fondamentale fargli capire che cosa c'è sul territorio, che cosa c'è fuori dal territorio e cercare di far capire che cosa bisogna fare adesso per poter poi realizzare, diciamo, delle ambizioni nel futuro. Oggi l'incontro che abbiamo fatto con loro ha questo proprio come obiettivo, attraverso i relatori che sono veramente interessanti sul palco, dargli uno spaccato di che cos'è l'industria, che cosa vuol dire superare le difficoltà e che cosa poi l'aspetta nel mondo del lavoro. Tra i testimonial possiamo dire due opposti, uno che si occupa di social, quindi di virtuale, e uno disabile che è a confronto quotidiano con le difficoltà del reale. Perché questa scelta? Sono due realtà imprescindibili oggigiorno. In realtà i social non sono tanto virtuali perché sono dentro le nostre vite in maniera preponderante e quello che noi facciamo oggi rimarrà per parecchio tempo sul web, quindi è importante capire come utilizzarlo. Ha grandissime possibilità, non possiamo vivere senza social, saremmo completamente fuori dal mondo, però come usarlo è fondamentale ed è fondamentale che i ragazzi lo imparino già da oggi. Vittorio Podestà è un chiavarese come noi, campione del mondo, medaglia d'oro olimpico, quindi una persona che ha saputo nelle difficoltà far emergere il carattere e trasformare le difficoltà in qualcosa che l'ha portato a essere quello che è oggi, quindi un punto di riferimento non soltanto per lo sport ma per la vita di tutti i giorni. Che cosa chiede il mondo del lavoro ai giovani di oggi? Entusiasmo, cercare di capire che cosa piace ai ragazzi, metterci il massimo impegno per realizzarsi dal punto di vista scolastico, istituti secondari e università e arrivare nel mondo del lavoro con entusiasmo. C'è bisogno di questo nelle imprese, nelle aziende, qualcuno che con forza porti avanti gli obiettivi dell'azienda stessa. Oggi c'è bisogno di entusiasmo e ottimismo. Tra le realtà maggiormente colpite dalla mareggiata, realtà private, la società Acqua di Lavagna, danni subiti per oltre 3,2 milioni di euro. Parleremo poi di scuola con il Salone dell'Orientamento che si è svolto all'Auditorium San Francesco di Chiavari, dove hanno partecipato 15 istituti del Levante. Vediamo i servizi. A seguito della devastante mareggiata di fine ottobre, in quanto avete quantificato il danno che avete avuto? Il danno è stato parecchio ingente. Noi abbiamo avuto un danno di circa 3 milioni e 2 come perdita di prodotto, come pesce allevato, e circa 300-400 mila euro come danno alle strutture e agli impianti. Quante sono le gabbie che avete adesso in mare? Le gabbie sono 16. Prima dell'evento ce n'erano 14 coi pesci, mentre 2 erano terminate, quindi erano vuote e almeno di quelle non abbiamo perso il pesce. La produzione era arrivata a 600 tonnellate dopo un periodo di crescita costante, perché noi da quando siamo partiti abbiamo sempre rivestito tutto nell'aumento della capacità produttiva per essere competitivi, restare sul mercato. Eravamo arrivati a 600 tonnellate e adesso con questa botta siamo tornati a 200 probabilmente, o forse anche qualcosa meno. L'impianto era evidentemente progettato però per resistere alle mareggiate. Forse una portata di questo tipo era non preventivabile? Sì, probabilmente è successo questo, nel senso che il progetto è stato fatto su dati storici e sono stati presi in esame dati che io ricordi non c'erano dati con 12 metri d'altezza d'onda. E infatti era progettato proprio per resistere alle mareggiate, tanto che normalmente noi usiamo la procedura di affondare le gabbie per evitare di esporle alla forza delle onde. L'abbiamo fatto anche questa volta, ma questa volta non è stato sufficiente perché l'impatto è stato talmente forte che ha colpito proprio il sistema di ormeggio e di conseguenza, collassando il sistema di ormeggio, sono poi collassate le gabbie, si sono rotte le reti e è uscito il pesce. Cosa chiedete alle istituzioni? Ma alle istituzioni chiediamo un aiuto per cercare di trovare qualche fondo che possa aiutarci a risollevarci. Secondo noi è stata, ed è stato riconosciuto, una calamità naturale eccezionale. Possono esserci dei fondi a livello ministeriale, a livello europeo, che prevedono un sostegno proprio in casi di questo tipo, specializzati proprio e dedicati all'attività dell'agricoltura. Le scuole del Levante presentano la propria offerta formativa agli studenti che quest'anno sono chiamati a scegliere il proprio futuro scolastico. A Chiavari sono 15 gli istituti i cui studenti e professori all'interno dell'Auditorium San Francesco hanno messo in vetrina la propria offerta formativa. 15 tra enti di formazione superiore e scuole superiori.
È molto importante per Chiavari questa manifestazione perché permette ai ragazzi del nostro territorio di poter conoscere le realtà del nostro territorio e quindi le scuole vicine a casa loro. Per le famiglie c'è comunque tempo fino a fine marzo del prossimo anno per effettuare le preiscrizioni a una o più scuole. Nel frattempo dovrebbero arrivare a trovare una risposta alle questioni ancora in sospeso, prima fra tutte la partenza all'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari del liceo linguistico. Il liceo linguistico a Chiavari manca da quando è stata chiusa la scuola privata di liceo linguistico, è presente a Rapallo, sicuramente non è facile da raggiungere soprattutto per l'entroterra, ma tutte le offerte formative nel Tiguglio sono presenti. Altra scuola sul cui futuro pesa una situazione di incertezza è l'Agrario Marsano di San Colombano Certenoli. Da 2 anni manca una prima e se ciò dovesse succedere anche quest'anno l'esistenza dell'istituto è a rischio. Di questo si parlerà nel corso di una tavola rotonda nella sede della scuola domani mattina. Intanto, per cercare di agevolare l'arrivo di nuove iscrizioni, la città metropolitana potenzierà il servizio di trasporto pubblico verso questa destinazione. Stiamo ragionando anche di agevolare l'afflusso degli studenti al Marsano, aggiungendo una corriera che arrivi da Bedonia e passando per Carrasco e Borzonasca e Mezzanego raggiunga direttamente il Marsano. Sicuramente il punto di vista logistico è molto importante perché i ragazzi possono raggiungere la scuola e con spostamenti superiori all'ora i ragazzi scelgono un altro indirizzo. Si sono conclusi i termini per la presentazione delle richieste di risarcimento danni provocati dall'ondata di maltempo di fine ottobre, un modo anche per fare il bilancio dei danni complessivi subiti dal territorio. Parleremo poi dei lavori invece che proseguono, sempre legati al maltempo a Portofino, tra Portofino e Santa Margherita Ligure, in azione il pontone che sta posando i massi per consolidare la carreggiata della provinciale 227 crollata e nel frattempo si è completata la passerella pedonale. Vediamo. È scaduto il termine per presentare le schede della dichiarazione dei danni a seguito della mareggiata di fine ottobre. È possibile quantificare per la parte pubblica quanto danno ha avuto la Liguria? Ma guardi, una prima stima sembrerebbe attestarsi sui 200 milioni di euro su base regionale, quindi un danno enorme. E l'ordinanza di protezione civile porta con sé una dotazione di 53 milioni di euro per tutta l'Italia. L'ordinanza di protezione civile quale dotazione finanziaria porta con sé per il ripristino dei danni? Porta una dotazione di 53 milioni di euro su base nazionale. Alla Liguria in proporzione spetteranno circa 6 milioni e mezzo / 7 milioni di euro. A fronte dei 200 milioni di danni complessivi è evidente che bisognerà attingere altre risorse ed è quello che il Presidente Totti sta facendo, cercando in conferenza Stato-Regioni di promuovere una norma primaria che porti con sé una dotazione tale da poter far fronte in maniera abbastanza adeguata ai danni totali. Oltre a questo, la strada che Regione Liguria sta percorrendo è quella della costituzione di un fondo di garanzia. Certo, perché tante imprese che sono andate distrutte hanno una difficoltà enorme ad accedere al credito. E quindi la costruzione di un fondo di garanzia è un elemento molto importante per poter ripartire, anche alla luce del fatto che molti operatori balneari hanno la scadenza, cioè tutti gli operatori balneari hanno la scadenza delle concessioni al 2020, quindi le banche hanno difficoltà ad accordare credito in una situazione di questo tipo. L'elemento però, a mio avviso molto importante, è che si sta lavorando per far sì che la proroga delle concessioni, che poi non è una proroga ma è una proroga dovuta all'emergenza, quindi non si bypassa la Bolkestein, sia calibrata in funzione dell'investimento che fa il proprietario, il titolare della concessione, fino a un massimo di 10 anni e questo darebbe respiro per poter ammortizzare l'investimento. Alle nostre spalle il pontone per la posa dei massi, obiettivo è chiudere questa voragine per poter riaprire il transito anche ai bus che poi effettueranno la navetta. Sì, l'obiettivo appunto quello che si diceva, di consentire l'arrivo dei mezzi ATP in modo da ripristinare un collegamento con un mezzo a monte e a valle del problema della strada che è collassata e ridare così l'accessibilità a Portofino. In azione il pontone, da dove arrivano i massi, come verrà portata avanti questa operazione? Il pontone arriva da Chiavari, questo mezzo ha già cominciato a operare nei giorni scorsi. In realtà noi già dal 30, il giorno dopo il problema della mareggiata, abbiamo iniziato i lavori
da Regina Elena si era formato una voragine che non consentiva l'accesso ai mezzi al depuratore, che aveva subito appunto dei danni importanti. Siamo partiti da lì per ridare la funzionalità a quell'impianto che ancora oggi ha bisogno di interventi importanti. Che tempi si prevedono per questo intervento e poi per una riapertura parziale anche ai pedoni e anche ai motorini che comunque qui arriveranno a avere il contatto con Santa Margherita? Per la riapertura siamo anche legati alle condizioni meteo marine. Come possiamo vedere, il pontone lavora in condizioni di mare calmo. Nei prossimi giorni comunque intendiamo aprire la passerella ai pedoni con un controllo rispetto agli orari e un presidio. Per Natale vogliamo ampliare questa possibilità di accesso. Appena chiuso questo punto pensiamo di poter attivare il servizio di bus navetta, che è quello comunque che darà una risposta in termini di accessibilità importante. Alle nostre spalle la passerella pedonale è terminata a tempo di record. Martedì ci sarà l'inaugurazione da parte delle istituzioni, ma non sarà ancora accessibile al pubblico. Sindaco, quando si potrà vedere le persone passare e vedere collegato, almeno pedonalmente, Portofino con Santa Margherita? Sì, martedì facciamo il primo passaggio. Abbiamo sentito ieri l'azienda che ha fornito la passerella, ha detto che lunedì vengono a fare le finiture che mancano ancora e poi ci sarà il collaudo in seguito. Martedì 4 istituzioni verranno a Portofino, facciamo questo passaggio tutti insieme, che è un bel segnale perché sono tutte le persone che hanno lavorato intensamente in questi giorni per creare questo primo presupposto di togliere Portofino dall'isolamento. Adesso si valuterà qualche giorno un attimo dal punto di vista di gestione della passerella. Ecco, adesso ci incontreremo noi, il Comune di Santa Margherita, città metropolitana, che è la proprietà della strada, per normare i passaggi. L'idea sarà quella comunque di poter avere un uso abbastanza aperto della passerella per il periodo natalizio. Un lavoro di squadra che ha visto le amministrazioni, Regione, Città Metropolitana insieme. Portofino e Santa Margherita, due realtà che comunque sono sempre più vicine. Sì, davvero, credo che come eravamo unite prima nella collaborazione per fare cose insieme, adesso siamo uniti nella disgrazia per cercare di rispondere positivamente e mi sembra che questa sinergia sia stata molto importante e abbia dato risultati concreti, non solo tra Portofino e Santa Margherita, ma anche con Città Metropolitana e Regione Liguria. La passerella toglierà Portofino dall'isolamento, ma occorre ancora lavorare, c'è il depuratore da ripristinare, la viabilità comunque fino a qui ancora abbastanza compromessa. Che tempi vi siete dati? Altrettanto molto importante in effetti che la passerella già da questo Natale possa levare Paraggio e Portofino dall'isolamento e dunque consentire anche di svolgere attività e dare servizi nel borgo di Portofino. Poi certo, per arrivare fino a qui si passa attraverso l'area della Cervara, dove ancora abbiamo una serie di situazioni da risanare. Penso al depuratore che in realtà già adesso sta lavorando in pretrattamento, dunque non sta inquinando, sta lavorando in maniera funzionale. C'è ancora bisogno di riuscire ad andare nella condotta, quella lunga e non nella breve, e c'è ancora necessità di rimettere in sicurezza tutta la scogliera mare. Stiamo trattando con i reti per concordare le modalità e i tempi dell'intervento. Siamo così giunti al termine di questa edizione del TG Guardando la settimana. Il nostro approfondimento è dedicato a un problema che sta ritornando di attualità, ovvero il consumo di eroina tra i giovani. Una recente operazione dei Carabinieri ha permesso di smantellare una rete di spacciatori con 4 arresti. Il comandante della compagnia chiavarese invita a non abbassare la guardia su questo fenomeno preoccupante. Questo è il tema del nostro approfondimento. Al termine si concluderà questa edizione del TG Guardando la settimana che ritorna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Si è conclusa all'alba di questa mattina l'operazione Caro Diario avviata ad agosto 2017 dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chiavari e coordinata dalla Procura di Genova. Le indagini avevano preso le mosse proprio da una pagina di diario consegnata ai militari dell'Arma dalla mamma della fidanzata minorenne di uno degli indagati. La donna si sarebbe rivolta ai militari insospettita dal giovane, ritenuto poco raccomandabile, e da alcune annotazioni della figlia riportate sul diario collegate successivamente
esclusivamente ad attività di spaccio di stupefacente. I militari hanno operato con attività tecniche e pedinamenti sino ad arrivare ad individuare gli indagati legati tra loro dall'attività di compravendita di stupefacente ceduto peraltro a credito. Proprio questa modalità inconsueta avrebbe generato alcune tensioni tra gli stessi spacciatori, sfociate almeno in un caso in una vera e propria estorsione. Nel corso di un incontro tra fornitore e due clienti, di fronte al mancato pagamento delle pregresse forniture, i malviventi avrebbero minacciato di morte i due, malmenandone uno e procurando una ferita col coltello alla gamba all'altro. L'operazione è andata avanti sino a questa mattina, quando i militari hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Genova nei confronti di 4 soggetti rintracciati nelle province di Genova, Parma e Como. I 4 sarebbero ritenuti responsabili a vario titolo di spaccio di stupefacenti in concorso ed estorsione aggravata per essere stata commessa con armi. Contestualmente 2 indagati sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione di dimora nel comune di Genova. L'operazione ha permesso di comprovare l'operatività tra Chiavari, Recco e Genova di un folto gruppo di spacciatori al dettaglio specializzato negli acquisti a credito dello stupefacente e nella successiva cessione al dettaglio anche e se non soprattutto a minorenni. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti alcuni grammi di droga. Qual è la situazione legata allo spaccio di droga sul territorio? I dati statistici che noi abbiamo acquisito nel corso del tempo dimostrano che comunque lo spaccio di stupefacenti, siano esse droghe leggere, siano esse droghe pesanti, comunque è un fenomeno costante. E l'utilizzo di alcune droghe che cosa la preoccupa di più? Da quando io sono arrivato qui a Chiavari, il nucleo operativo radiomobile della compagnia di Chiavari ha effettuato degli arresti in flagranza a carico di spacciatori di eroina. È chiaro che constatare un ritorno dell'eroina sulla piazza e quindi ipotizzare un ritorno agli anni 70-80 in cui l'eroina purtroppo mieteva vittime, la cosa è abbastanza preoccupante, anche perché come ben sappiamo insomma, il costo dell'eroina è nettamente inferiore rispetto al costo di altre droghe pesanti come ad esempio la cocaina e quindi alcune fasce di consumatori potrebbero essere invogliate a consumare l'eroina al posto della cocaina. Questo sicuramente è un segnale preoccupante, ma il pericolo delle droghe leggere è anche nascosto nel mercato della droga stessa, cioè nel senso che essendo comunque un'attività illecita porta anche poi a soluzioni violente delle controversie, porta a indebitamento, porta a reati contro il patrimonio per procurarsi soldi. Comunque ci sono una serie di criticità collaterali nel consumo degli stupefacenti che non vanno sicuramente trascurate. Quanto è importante dunque che i genitori vigilino sui propri figli? Secondo me è fondamentale, cioè come tutte le cose, secondo me il ruolo della famiglia nell'educazione, quindi nella crescita dei futuri uomini e delle future donne di questo paese, insomma il ruolo della famiglia è fondamentale. Se noi siamo aiutati da un controllo familiare, chiaramente anche l'azione eventualmente repressiva nei confronti degli spacciatori può essere più incisiva. L'appello può essere proprio quello di non dare per scontato nessun segnale e rivolgersi all'arma. La filosofia che guida la nostra azione quotidiana, come ben sapete, è quella di stare tra la gente, di essere al servizio del cittadino e proprio questa indagine dimostra che quando il cittadino si rivolge ai carabinieri l'appello non cade nel vuoto.